Buonasera, bentrovati a TV7 Match, puntata da non perdere perché parleremo di quello che è successo, vedete già il titolo, i Veneti traditi, di quello che è successo in settimana nel nostro territorio, tradito di nuovo il nostro territorio e i Veneti, sicuramente ancora in ginocchio molti abitanti delle nostre città. La colpa di chi è? È colpa dei politici, è colpa della troppa acqua? Cercheremo di capirlo questa sera con i nostri ospiti importantissimi, capire perché dal 2010, 3 anni fa, ad oggi non è stato fatto nulla o quasi, e se si farà qualcosa e se ci sono le possibilità di migliorare. Voi da casa, come di consueto, potete intervenire telefonando o mandando dei messaggi. Saluto il professor Luigi Dal Paus che è venuto a trovarci, grazie. Buonasera. E poi una sfilza di sindaci questa sera, e questa sera dovranno spiegarci tante cose. Inizio col sindaco di Battaglia Terme, Daniele Donà, buonasera. Il sindaco di Selvazzano, Enoch Soranzo, buonasera Enoch. E il sindaco di Casal Cerugo, la Elisa Venturini, buonasera a tutti. Buonasera. Grazie di essere intervenuti. Attendiamo Mauro Fecchio che è l'assessore provinciale della protezione civile, arriverà a minuti, scusatemi, ma abbiamo Francesco Veronese, il direttore del consorzio di bonifica del Bacchiglione, che ci spiegherà tante cose anche lui, poi un imprenditore che rappresenta il gruppo di turismo di Chioggia e anche lì dovremo capire tante cose, buonasera. Marino Masiero, e il nostro editore, professor Mano Case, buonasera. Grazie a tutti di essere qui, una bella puntata questa sera, soprattutto per capire e spiegare alla gente a casa quello che è successo. Professor Dal Paus, inizio proprio da lei, c'è colpa, proprio una domanda brutale, la colpa è di qualcuno o solo l'acqua, Dio che la fa cadere tanta e basta? Ma no, acqua ne sarà caduta anche tanta, però direi che ci sono anche delle responsabilità diffuse, alcune datate, altre anche più recenti, e quindi è una situazione un po' complessa da questo punto di vista. Penso che bisognerebbe cambiare passo rispetto al passato. Tutti dovrebbero cambiare passo e quindi la responsabilità, quando è molto suddivisa, porta a individuare molte responsabilità, nessuna responsabilità. Sì, ma non possiamo mica andare avanti con tutti, con queste. Io l'avevo già sentita, l'abbiamo sentita telefonicamente nella trasmissione di martedì, quella speciale che abbiamo fatto anche nell'ultima alluvione di 3 anni fa, tante responsabilità, tante belle parole, tante frasi che si dicono, poi alla fine, questa sera sentiremo anche il Presidente della Regione Zaia che ci farà capire perché non ci sono i soldi, cosa ha fatto e cosa farà la Regione, insomma, però sta di fatto che qui basta una pioggia, piccola o grande che sia, a mettere in difficoltà i cittadini veneti. Beh, ma io penso che qui bisognerebbe dare un segnale di cambiamento partendo da un dato di fatto. Questi problemi per essere risolti richiedono tempo, parliamo di decine d'anni, e richiedono però sistematicità nell'affrontare i problemi, e quindi qui non ci si può improvvisare, intervenire sul momento e poi rapidamente dimenticarsi. Questo è quanto è avvenuto nel Veneto non dal novembre 2010, ma da un novembre molto più tragico che è il novembre 1966. Allora, se oggi viviamo situazioni difficili dal punto di vista finanziario, penso che nei 50 anni precedenti siamo passati attraverso situazioni migliori. Il fatto è che le questioni della difesa idraulica del territorio, invece che essere obiettivo primario rispetto a tutti gli altri, è sempre lasciata questa questione sullo sfondo, mai affrontata seriamente, e i risultati sono questi. Professor Mano Case, subito a lei prima di sentire i sindaci e tutti gli altri ospiti. Il professor Dal Paus ha fatto un'anticipazione, dice ci vuole tempo, però dal 66 è passato tanto tempo, i danni, il maltempo, gioco di parole, continua a farli. Ma è una questione di cultura e di psicologia, credo, prima di tutto. Cioè la gente non ha più attenzione per il territorio.
Io credo che la nostra capacità di viaggiare con queste grandi macchine, con grandi mezzi, con gli aerei, ci hanno fatto perdere il senso del territorio e quindi la contiguità e la continuità del territorio. Quando succedono queste cose sembrano disgrazie, cioè sembrano delle maledizioni, ma questo non sono, perché se sono prevedibili e sono risolvibili. Poi è chiaro che è successo ieri e non è che, come diceva il professore, in 1 o 2 anni riusciamo a risolvere tutto. Però io credo che se fossero state fatte 1 o 2 cose subito con estrema urgenza, non saremmo arrivati di nuovo a questa situazione. Le problematiche non sono io a spiegarle, perché vuol dire rimettere a posto l'alvere dei fiumi, vuol dire rivedere un attimo gli argini, vuol dire che noi abbiamo delle vie d'acqua che sono in disuso, che potrebbero essere attivate o riattivate adeguatamente, potrebbero servire in casi di emergenza come punti di scolo. Abbiamo visto anche in questa alluvione che la tattica, il diversivo che hanno usato per evitare la grossa piena, perché questa è una piena molto più grande della precedente, è riuscita a contenere. Se avessero fatto gli errori dell'altra volta probabilmente sarebbe stato un disastro decisamente maggiore. Non c'è preparazione, non ci sono i mezzi, non ci sono le idrovore, non ci sono le vie d'acqua, e adesso che è successo è matematico e ne ho contezza, perché ho visto l'intervista del Presidente della Regione. Staremo inchiodati al palo, perché se aspettiamo che ci diano 12, 15, 20 miliardi per sistemare tutte le vie d'acqua del Veneto, che non sarebbero neanche sufficienti, come non so chi pretende questa cifra, non arriveremo mai a niente. Allora si incomincia da subito, si cominciano dalle piccole cose, ma soprattutto perché questa è un'emergenza. E l'emergenza consente ai politici di prendere decisioni rapide e irrinunciabili, e quindi non avere né permessi né richieste, niente. È necessario, perché se tra 7 giorni succede una cosa analoga siamo a punto e a capo. Siamo in stato di emergenza, ma questa emergenza noi non la comprendiamo, non abbiamo la percezione di questa emergenza, proprio perché ci sentiamo invulnerabili, prendiamo la macchina e scappiamo, no? E invece quelli che hanno la casa lì, eccoli lì che stanno sott'acqua. E questo non succede solo in Veneto, abbiamo visto in Sardegna, cioè c'è gente che muore annegata oggi nel 3° millennio, per una piena muore annegata. Io ricordo la piena degli anni 50, no? Del Po, ne parlò anche, fu oggetto di Don Camillo, anche ne parlò nel libro Guarreschi e poi nel film, no? Che era una cosa, fu veramente una piena e un insieme di circostanze che portarono a quelle cose. Da allora siamo rimasti quello che oggi siamo, come se il territorio non ci appartenesse, come noi non appartenessimo a questo territorio. Ogni volta che succede è una calamità, e non lo è, perché è prevedibile e quindi è superabile. Saluto Mauro Fecchio, assessore provinciale della protezione civile, grazie di essere con noi. È stata una settimana impegnativa, assessore, vero? Da parte ovviamente di tutti quei soggetti che compongono il complesso sistema di protezione civile, in particolar modo per i sindaci, per il volontariato e per tutti gli altri, è stata una settimana molto impegnativa, e ancora una volta il volontariato comunque è stato fondamentale nell'aiutare e nel rendere, diciamo così, la propria parte anche nei confronti degli altri soggetti come il Corpo dei Vigili del Fuoco o le Forze dell'Ordine, per cui il volontariato oramai è un elemento fondamentale nella gestione delle emergenze. Io, se mi è consentito, però vorrei in qualche maniera fare una riflessione che deve tenere conto fondamentalmente che arrivare ad un livello di sicurezza per cui non può succedere niente è abbastanza difficile. La nostra regione è una regione che è caratterizzata proprio dal punto di vista geografico e morfologico da questi corsi d'acqua che vanno verso il mare e che nel corso dei secoli sono stati deviati artificialmente, diciamo così, fuori dalla laguna. E
questo è il dato storico su cui si innescano tutta una serie di considerazioni. La prima è che il territorio padovano, più di altri, è proprio soggetto a questo tipo di eventi. Nei secoli scorsi ce ne sono state a centinaia, proprio perché si trova nel mezzo della adesso regione. le faccio vedere, sta parlando per fare capire, perché vorrei questa sera uscire da questa trasmissione, che i nostri telespettatori capissero con numeri, con dati, con immagini, iniziando proprio a far vedere il territorio padovano limitrofo, la provincia, da quanti canali. Ricordiamo che ha 4.000 canali Padova e provincia, dunque 4.000 chilometri di canali, chiedo scusa, e dunque sono un'immensità, 4 volte l'Italia su e giù praticamente, anzi 2 volte su e giù. Allora andremo a vedere la cartina prima di Padova città e ovviamente poi, ecco, questo invece è Padova. Intorno vedete tutti i fiumi, quello verde, questo verde qui è il Brenta, mentre questo è quello che viene praticamente da Battaglia, dal sindaco Donà, poi si congiunge con il Brenta per uscire e sfociare sull'Adriatico. Poi andremo ad analizzarlo, era per far capire com'è la situazione dei canali sul nostro territorio. Prego. Sì, e quindi ecco questa carta mette in evidenza appunto, per esempio, si vede chiaramente quella che è l'aspetto, e che io ovviamente, ci sono i tecnici, soprattutto l'ingegnere veronese che è molto più preparato di me, poi quelli del Genio Civile, però vediamo il Brenta è artificialmente deviato verso il basso, diciamo così. Dica pure i colori in modo che... Ecco, il Brenta è il verde, sostanzialmente. Il verde chiaro. Ecco, il verde chiaro che in questa fase, proprio in questa ultima emergenza, è quello che probabilmente, da quello poi ovviamente ci sono i tecnici, tendo a precisare questo perché si rischia poi magari di fare i tuttologi, invece in realtà il Brenta è quello che in questa fase, se vedete, poi si unisce al Bacchiglione, a Brondolo, e sostanzialmente è quello che a seguito dell'alta marea ha fatto sì che le acque del Bacchiglione non potessero essere convogliate sul Brenta attraverso il canale scaricatore. Bacchiglione è questo celeste, è quello celeste. Questo è un canale creato per fare il collegamento con... Ecco, e quindi questo tipo di sistemazione, che risale al secolo scorso e che ha risolto in gran parte i problemi di allagamento a cui era soggetta proprio la città di Padova, questo tipo di attività non è funzionato, diciamo, nella mattinata di martedì, e quindi abbiamo avuto il canale Roncaiette che, arrivando a Bovolenta, cioè il Bacchiglione, cominciava ad avere dei livelli altissimi che addirittura hanno superato quelli del 2010, impedendo al canale di Cagnola, identificato come Vicenzone, di poter scaricare. Questo è quello viola. Esattamente, e quindi sostanzialmente questo ha portato al fatto che il Consorzio di Bonifica in alcune situazioni non poteva utilizzare appunto il Bacchiglione come elemento appunto per scaricare, per cui ci sono state delle zone che già tendenzialmente di loro sono basse, che si sono allagate. A domanda che ho fatto l'altra sera nella trasmissione ho detto: ma perché il canale del Bassanello, il Bacchiglione, non era alto di livello? Lei mi ha risposto: ma perché per me il genio, ha detto non lo dico, insomma ha cercato un po' di mascherare la mia domanda, non ha aperto, non ha manovrato bene, ho voluto manovrare in determinate cose. Io avevo, o non ho fatto uscire quell'acqua che io le avevo chiesto, più o meno. Lei appunto aveva fatto questa considerazione e io ho detto che probabilmente, siccome il Genio Civile anche in virtù dell'esperienza di 3 anni fa ha una responsabilità che è enorme, ho detto che probabilmente non potevano scaricare le acque sul Brenta, per cui hanno attentamente valutato le manovre da fare, tenendo come priorità l'eventuale alluvione sul tratto del Roncaiette e del Bacchiglione, per cui hanno preso come priorità quella. Quindi, e hanno evitato, o meglio hanno impedito, perché c'è un ordine, insomma, ecco, del Genio Civile ai consorzi di bonifica di scaricare all'interno del Bacchiglione sia prima di Padova che dopo, e questo ha inevitabilmente fatto allagare altre zone. La domanda che tenuto conto che questa volta, a differenza dell'altra volta, è piovuto molto anche nelle nostre zone. Quindi, Veronese, la domanda che le faccio: è l'uomo che ha deciso dove buttare fuori l'acqua fuori dai canali secondari o no? No, non penso che sia questo. Ogni evento meteo ha le proprie caratteristiche. Questo è stato un evento caratterizzato da
tanti giorni di pioggia, quindi un volume complessivo che si è sviluppato nell'arco di una settimana, almeno 5 giorni, e quindi molto prolungato, molto più diluito. Per dire, se facciamo il confronto con l'evento del 2010 del novembre, quando abbiamo avuto 30 rotte arginali, se uno sbaglia una manovra si rompe da una parte, uno si rompe a Vicenza, si rompe l'affluente, si rompe il... Sì, ma mi spiega per capire, per far capire la gente a casa, non so che rumore è questo, ecco, per far capire la gente a casa. Allora viene questa alluvione, si alzano i livelli dei canali e c'è il genio civile che decide come aprire o chiudere una porta, come aprire o chiudere una pompa. Ecco, spiega un attimino come funziona, chi decide, chi è al di sopra, che si prende questa responsabilità. Allora, come consorzi bonifici ci chiamiamo Bacchiglione, ma è bene ricordarlo, il Bacchiglione non è gestito da noi. Noi abbiamo canali, impianti che scaricano il Bacchiglione. Il Bacchiglione, come ricordava lei, e gli altri fiumi sono gestiti dal Genio Civile, che significa Regione Veneto. Questa è la cosa. Allora, quando le acque del Bacchiglione arrivano, lì vediamo Vicenza nella cartina, proseguono verso Padova. Quello blu sempre? Esatto, c'è quel tratteggio, quel segno violetto che è il canale scaricatore, c'è scritto. Eccolo qui. Da quel punto lì le acque possono dirigersi o proseguendo per il corso del Roncaiete, che non è altro che il Bacchiglione, il tratto del Bacchiglione da Padova a Bovolenta, oppure tramite quell'altro canale viola segnato dopo lo scaricatore verso il canale segnato in rosso che è il Piovego, San Gregorio e Piovego, verso Stra, cioè verso il Brenta. Questo è il nodo di Padova dove possono essere. Questa volta il Brenta non aveva grossi problemi di portata, poteva raccogliere tutta la quantità di acqua. Infatti è stata fatta una grande deviazione di acque anche verso il Brenta, questo è quello che ha fatto il Genio Civile da quanto mi risulta. Questa piena prolungata dei fiumi ha preoccupato fortemente ovviamente per i livelli raggiunti. Ricordiamo che a Bovolenta è stato superato il livello della piena del 2010, quindi significa che un po' d'acqua c'era. Oltre a questo si è sommato quell'altro che vediamo sulla sinistra, che è il canale Bisatto, quel canale là che ha raccolto tutte le acque dei Berici e anche degli Euganei, ha raggiunto, da quel che si vede dalle registrazioni del Genio Civile, il massimo livello mai registrato storicamente. Questo dicono dalle registrazioni che ha il Genio Civile, per cui ci si è trovati a dover gestire anche quella massa d'acqua là. Dove finisce l'acqua del Bisatto, a Battaglia Terme c'è quel canale violetto che è dove viene scaricato al manufatto detto Arco di Mezzo le acque provenienti sia dal Bisatto, eventualmente anche al canale Battaglia, ma in piena il canale Battaglia non ha apporti. Questa è un po' la cosa. Che cosa è successo di diverso secondo me? Nel 2010 è stata una piena essenzialmente dei fiumi. Il territorio attraversato non aveva di pianura, qua nella zona del Padovano, almeno nella parte dove stiamo guardando lì, non ha avuto grosse precipitazioni. Cosa succede quindi? Che a un certo punto questa onda di piena proveniente dalla parte montana dei bacini del Bacchiglione ha generato delle rotture per tutta una serie di questioni, e ci sono state zone proprio allagate per cedimenti arginali, sormonti arginali, tutta una serie di fenomeni di questo tipo. Questa volta qua invece una piena molto lunga ha generato la difficoltà per i territori di pianura di scaricare nei fiumi pieni. Di solito cosa succede? Se noi dovessimo dire statisticamente una pioggia che cade uniforme in tutto il territorio, cosa fa? Fa sì che il territorio di pianura, i territori piccoli di bacini, bonifica, i territori in qualche ora vanno in piena, riescono a scaricare le acque nei fiumi, dopodiché il fiume si gonfia dopo una giornata e mezza, 2 giorni. Quindi succede che tutta una serie di aree che sono interessate dalle piogge di solito scaricano prima che i fiumi. Questo evento, come dicevo prima, ha avuto diverse giornate, per cui ci si è trovati in tutta una serie di situazioni dove quei territori che sono molto condizionati per il loro scarico dai fiumi hanno avuto grosse difficoltà. Non è un caso che Montegrotto, lì c'è una zona molto bassa come quota rispetto ai fiumi, e lì si è trovata con la pioggia interna, in 3 giorni ultimi, comunque 120 mm, non una pioggia eccezionale, ma neppure trascurabile,
con la piena del fiume. Questo che vedete inquadrato tra poco sembra Venezia, ma non è Venezia, è Battaglia, vero Sindaco? Lei ha avuto, poi sentiremo anche gli abitanti del suo paese molto arrabbiati con lei, ha avuto anche delle diatribe proprio in diretta che poi vi faremo vedere qualche passaggio. La situazione lì un po' ha dato la colpa al sindaco Donà che non ha fatto nulla per sistemare questa cosa. Io ringrazio che il sindaco comunque è quello che risponde sul territorio, quindi chiaro che il primo a cui vanno a dare la colpa è il sindaco, perché dovrebbe negli anni, parliamo dal 2010, l'ultima esondazione o mini esondazione per noi è stata importante anche lì, dal 2010 al 2013 sono passati 3 anni, l'arco di mezzo è rimasto quello, i lavori sul canale Vincenzone sono rimasti quelli, non è stato fatto nulla per pulire, per regimentare, per controllare, però questa volta è avvenuto un fatto grave e per quello mi danno la colpa. L'arco di mezzo è stato aperto 1,40 m sempre, non ho mai avuto... Può spiegare per chi non è di Battaglia cos'è l'arco di mezzo? L'arco di mezzo, sulla cartina era scritto, è la confluenza dei due canali Bisatto e Canale della Battaglia, vanno verso Venezia attraverso la conca di l'arco di mezzo va giù e arriva sul Vincenzone. Vincenzone è più basso e ovviamente è quello che fa andare l'acqua verso Montegrotto attraverso la botte che hanno ampliato, quindi quando hanno ampliato la botte si sono presi anche la responsabilità di fare tornare indietro più acqua quando c'erano questi problemi qua, e però siamo il punto cruciale, diciamo, dell'incontro delle acque. Quando il sindaco chiama la prefettura, chiama il genio civile e chiede chiudete 1 ora, 2 ore quell'arco di mezzo, chiudetelo perché ci date un po' di respiro, aspettiamo che magari l'acqua scenda un po', le famiglie respirano. Certo che hanno detto a colpa del sindaco, perché l'arco di mezzo è sempre stato aperto. Facciamo vedere, chiedo alla regia la cartina precedente che facciamo vedere ai nostri telespettatori dove è questo arco di mezzo, prego. Sì, l'arco di mezzo ha buttato giù. Ecco, mi puoi aiutare, l'arco di mezzo, tanto per capire. Lo trovo a Battaglia Terme, il punto giallo. Battaglia Terme? Esattamente, quello l'arco di mezzo. Questo punto qui, perfetto. Cioè l'arco di mezzo è proprio il passaggio delle acque, è quello che regimentano le acque del canale. E perché non hanno ascoltato? Beh, perché primo la prefettura ha detto non ho competenze, posso parlarci col genio, ma ovviamente il genio regolamenta tutta la provincia di Padova. Aspetti perché vedo dal Paus che vuole intervenire, potete intervenire pure in questo tipo di ragionamento. Quindi il prefetto mi ha detto guardi, la regola mi hanno detto che è questa, più di così non si può fare e quindi... Professor Dal Paus. Avevano l'acqua che scendeva attraverso il Bisatto, il canale di Monselice. E quindi dove la mettevano questa? In casa dei cittadini? No, sì. il problema 80 è... centimetri? 80 centimetri immediatamente a valle dell'arco di mezzo, perché il sistema che porta verso Bovolenta non era in grado di contenerla e rigurgitava e quindi in qualche modo quindi non c'è nulla da fare, professore? C'è poco da fare in queste situazioni perché c'è un sottodimensionamento generale del sistema e quindi o si interviene sul sistema aumentandone la capacità di portata o si interviene a monte trattenendo i colmi delle piene nella fase critica e rilasciandoli poi quando il sistema è in grado di riceverli. Qui c'è poco da fare, insomma, anche questo funzionario che deve decidere come manovrare, a parte che alcune regole credo che siano ben fisse e non vengono mai violate, non mandano certamente acqua attraverso il canale di Battaglia da Padova e se poi Montegrotto va sotto non si può dar colpa al genio civile, bisogna anche cercare di capire che forse a Montegrotto e più in su ad Abano hanno fatto in questi anni qualcosa che era meglio non fare. Tipo? Oppure tipo, professore? Tipo urbanizzare in modo direi selvaggio, occupare aree che sono naturalmente pericolose, perché se io vado a urbanizzare un'area che si chiama La Vallona
chissà perché i nostri nonni l'hanno chiamata la Vallona. Io penso che sarebbe opportuno stare lontano da siti come quelli, no? Quando urbanizzo, trasformo la risposta del territorio, perché se un territorio agricolo risponde con una portata specifica che può essere dell'ordine dei 5-10 litri secondo per ettaro, il territorio urbanizzato risponde con 150 litri secondo per ettaro. E quindi, insomma, ci siamo inguaiati da soli. Non è che... è terribile. Enoch, prego, Donato. Scusi, però è difficile spiegare al cittadino che vive in paese, che controlla i due canali, che uno è completamente asciutto e quell'altro è... Se mandavano acqua attraverso il canale di Battaglia sarebbe stato anche peggio. Ma il cittadino questo non lo capisce. Ho capito. E quindi la spinta del cittadino è chiudete le porte e prendete più... E lasciate più acqua nel canale. Sì, ma sa quanto ci mette il Bisatto a riempire il canale di Battaglia? Perché l'unica possibilità è di accumulare nel canale di Battaglia, ma il canale di Battaglia non ha volumi sufficienti e adeguati. Facciamo un esame di coscienza tutti, mi ci metto anch'io, no? Dobbiamo dire che abbiamo sbagliato, ci siamo comportati allegramente da questo punto di vista e adesso è ora di finire di comportarsi allegramente. Allora, Enoch Soranzo, andiamo a fare un giro, poi andremo a costruire un attimino il futuro, perché bisogna guardare anche avanti. Adesso tracciamo un attimino il bilancio di quello che è successo e anche di com'è la situazione, ma poi andremo a vedere il futuro, sentendo anche il Presidente della Regione se c'è e se si farà qualcosa. Invece cosa è successo a Selvazzano? Non è uscito il Bacchiglione, però i canali secondari hanno straripato e hanno messo in grande difficoltà il comune di Selvazzano, con caselle di Selvazzano, con Tencarola, insomma molta gente, molte famiglie sono andate sott'acqua. E anche aziende, ovviamente. Ha interessato una delle frazioni e una parte di un'altra frazione di pari entità per un'equivalenza di 6.000 abitanti circa, di cui sicuramente ad oggi non ho ancora il conto esatto. Abbiamo sicuramente circa 250 abitazioni, piani interrati svuotati, ma sicuramente 6.000 abitanti sono stati interessati dall'allagamento sicuramente del piano terra, senza contare aziende che sono a confine tra il comune di Selvazzano e il comune di Rubano. Le due frazioni sono Caselle e Sarmeola, che sono state fortemente colpite. Cosa è successo? È successo che nonostante dal 2010 io continuo a dire che continuo a vivere una situazione strana, perché dal 2010 avviene l'alluvione, veniamo interessati con un'alluvione che ha colpito altri territori fortemente. Noi fortunatamente l'abbiamo sfiorata, ma siamo stati interessati a danni infrastrutturali importanti. Dico che sono stati fortunati perché noi avevamo una potenziale rotta su Tencarola che era in via Napoli e che siamo riusciti in qualche modo, qualcuno ci ha aiutato, è rimasto in piedi. Ricordo ancora alle 7:15, 7:20 che c'era il vigile del fuoco che chiedevamo l'evacuazione di quella parte di territorio e invece siamo riusciti in qualche modo a stare in piedi. Da allora abbiamo fatto diversi milioni di euro di interventi di consolidamento arginali, di rinforzo di sponde, di rialzo di sommità, quindi escludendo i danni sui ponti di proprietà comunale. E ci siamo stati allagati invece a distanza di 3 anni, guardando attentamente sullo stato d'allarme del Bacchiglione. Alle 4 circa un quarto io ero già operativo dal pomeriggio, dalle 2 del lunedì pomeriggio, dove avevamo già il Mestrina, uno scolo consorziale che straripava, meglio oggiondava, chiedo scusa, all'altezza di 2 vie a confine tra Sarmeola e Caselle, e per trovarsi poi a distanza di 12 ore con, diciamo così, ogni tombino, chiusino, caditoia presente sul nostro territorio si è trasformato in un fontanazzo. In poche ore le nostre strade sono diventate fiumi, sono diventate fiumi che hanno interessato la sede stradale, per poi di quartiere o provinciale, meglio regionale, per poi diventare, oscurare, cioè superare i marciapiedi, interessare poi nelle ore
quelle che erano le abitazioni, i giardini o i condomini delle abitazioni, quindi tutta la parte urbanizzata. Stiamo parlando di un quartiere che è fortemente urbanizzato. Questo non è bastato, perché poi è accaduta una cosa incredibile. Il posizionamento delle idrovere del Brentelle, dove convogliano tutti gli scoli consorziali del consorzio Brenta, che non è il dottor Veronese, che è Bacchiglione, perché io ho tutti e due i consorzi, sia il Bacchiglione a seconda, sia a sinistra e a destra del Bacchiglione, del fiume Bacchiglione. In questo caso noi abbiamo lavorato in stretto contatto con il consorzio Brenta, di bonifica Brenta, che interessava le idrovore posizionate sul Brentella, sul canale Brentelle, per le quali convogliano tutti gli scoli e che portano tutta l'acqua di quella che è la rete. Ha funzionato tutte e bene le idrovore? Direttore, solo un attimo, volevo solo far presente una cosa, che il posizionamento delle idrovore del Brentelle sono a metà, territorialmente esattamente a metà, tra Caselle e Tencarola. Caselle viene allagata e dopo poche ore è stata allagata a parte anche Tencarola, cioè non solo hanno superato anche il punto delle idrovore che non riuscivano eventualmente a riversare, si è spostata questa massa d'acqua che si è allargata fino ad arrivare a Tencarola, praticando e come dire, superando anche quella che è barriera anche fisica qui come della ragionamento salata. di battaglia inevitabile. Quindi non è stata per noi un problema di Bacchiglione, fiume Bacchiglione, come si prevedeva e per cui noi eravamo gli occhi puntati. E il sindaco di Battaglia diceva non si riesce a far capire, che i cittadini non capiscono e si interrogano sul fatto che i canali erano tra virgolette vuoti o un canale era vuoto e pertanto non capiscono come mai ci siamo allagati. Beh, io vivo un po' la stessa situazione, è difficile far capire, tutti si interrogano perché io avevo, a differenza del 2010 dove il Bacchiglione sembrava il Po, perché a Selvazzano abbiamo delle aree golenali molto importanti di invaso. Era a un livello assolutamente diverso dal 2010, molto più basso, ci sono delle immagini che fanno vedere, era leggermente, diciamo a Tencarola era arrivato a livello di sommergere quello che era la pista ciclabile sotto il ponte, quindi con un differenziale per arrivare all'esondazione molto importante, e lo stesso canale Brentelle dove abbiamo l'idrovore a un livello assolutamente facciamo così, ero accettabile e nonostante questo ci siamo allagati. Professore Paus, vuole intervenire e poi intervenire lei stasera? Ma scusate, quanto racconta adesso il sindaco è la dimostrazione palese dell'insufficienza del sistema dei canali minori. Il Brentelle poteva essere basso benissimo, ma se le idrovore dove arriva il sistema minuto non sono in grado di sollevare la portata che devono o dovrebbero immettere su quel canale vicino, è inevitabile che ci si allaghi. Il fatto è che quando si è andati a urbanizzare Selvazzano, sindaco, bisognava prima che l'architetto facesse la sua bella carta colorata, bisognava prima analizzare quale era la situazione o quale sarebbe diventata la situazione idraulica. Questo è un problema che non ha sfiorato mai nessuno in questi 50 anni che ci hanno preceduto e noi adesso raccogliamo i frutti di quel mal comportamento. Tutto qua. Sindaco Venturini, lei per fortuna quest'anno ha avuto solo un po' più ha avuto paura, diciamo, non quella di sicuro. Non danni come 3 anni fa. Beh, noi avendo vissuto l'esperienza del 2010, che è stata un'esperienza traumatica, perché voi dovete immaginare che qui si parla di 100 casi, 200 casi, noi a Casal Seruga abbiamo avuto 1000 casi tra attività produttive e privati, quindi è stata veramente un'esperienza traumatica per tutta la nostra comunità. Quindi ora a 3 anni di distanza non ho capito, Enoco, mi fa facendo 6 cose, Enoco. No, loro hanno avuto un'alluvione che ha colpito 1000 casi, diceva. Io ne ho 250 interrati, ma le abitazioni, gli abitanti di quelli che sono stati allagati sono in una frazione che ha 6.500 abitanti più Tencarola, stimiamo intorno ai 5.500 case, diciamo, abitanti allagati, quindi come è entrata e anche uscita l'acqua e quindi non siamo andati a svuotare l'interato, ma ha colpito 6.000 abitanti, quindi la proporzione che nessuno capisce in questi giorni, scusa se
non si è capito una cosa importante su Servazzano. È stato allagato 6.000 persone che, se anche le dividiamo in nuclei familiari in 3 persone per nucleo familiare, è ben chiaro il conto di che cosa è successo a Servazzano. Questo è un dato che io non ho puntato il dito verso nessuno, anch'io ho un'opinione, però deve essere chiaro che cosa è accaduto. Me la dice l'opinione, sindaco? Ma la mia opinione è che in questo momento io prendo per assolutamente vero quello che viene detto dal consorzio di bonifica Brenta, me l'ha ripetuto per 3 giorni e 2 notti, me l'ha ripetuto e confermato nella riunione di ieri sera in prefettura, che è quanto affermava il dottor Dal Paus poc'anzi. È esistito, se è così, un problema dove la quantità di acqua che è pervenuta tramite gli scoli consorziale era molto più importante di quella che era la portata dell'idrovore nel riversamento su Brentelle. Se è così, poi se c'è qualcos'altro me lo dirà l'autorità competente. Prima di analizzare, vi vedo tutti e due più dell'Avventurini molto tesi, perché capisco cosa avete vissuto in questi giorni qui, queste notte qui nei vostri paesi. Ora andiamo a vedere, abbiamo preso un esempio degli abitanti di Battaglia, come si sono comportati con il sindaco subito il giorno dopo l'alluvione. Noi c'eravamo lì con le nostre telecamere, perché abbiamo seguito ovviamente con i nostri inviati tutti i territori colpiti. Allora chiedo alla regia se mi può far vedere un attimino gli abitanti di Battaglia arrabbiati con il sindaco Donà. Andiamo ad ascoltarli. Adesso, per piacere, fai dire al genio civile, che è un genio veramente come testa, è un genio civile, e alla regione va bene sempre il genio civile, che ci venga a pulire i canali, che è 30 anni che ci è stato fatto richiesta, ok? È inutile che ogni 2 anni o ogni anno sono sempre le solite, punto, siamo stanchi. Non abbiamo avuto muri crollati, non abbiamo avuto argini esondati, abbiamo solo avuto 1,40 m di arco di mezzo aperto sempre, che ha messo in difficoltà tutte le famiglie. Quindi non è colpa del... Ma lo sapevate? È colpa del genio civile. Ho chiamato il prefetto, ho chiamato il genio, mi hanno detto non si può fare niente perché le regole sono queste, se no il territorio va a fondo. Non so se è Padova, come dice Montegrotto, o Monselice Este, che sono più grandi. A me non mi interessa. Adesso o fanno qualcosa o poi ci sarà un qualcos'altro, che vuol dire andare da un magistrato. Ragazzi, bisogna impuntarsi, bisogna che tutti ci raduniamo, tutti scioperiamo a tutto quello che ci impongono sta gente, perché noi siamo... Basta fare. Tutto ne impone, tutto... No, ha ragione. Mio padre ha la macchina sotto a livello, cos'è che rimborsa la macchina? 2 anni di vita, vergognatevi tutti, non te, dico in generale. Questa gente qui da oggi non paga più nessuna tassa, un pacchetto così è in comune. E chi si arrangi la regione, si arrangi chi di dovere. Che di danni ne abbiamo già avuti a sufficienza. Punto e fine. Che non ne manda che non ci mandino né Equitalia né tutto quello che va drio. Ecco, il professor Manocasa, è chiaro che i cittadini che vengono colpiti ovviamente hanno, poi era lo stesso giorno a caldo, poi sono molto arrabbiati e le prime persone dove scaricano la loro rabbia ovviamente sono i sindaci, però un po' la politica dovrebbe far sì che vengano sistemate i problemi del territorio, dell'ambiente, insomma. Però se ne parla e nessuno mai fa niente di quello che dovrebbe fare. Sono decenni che non si fa niente. E adesso noi, come al solito, facciamo le polemiche sul latte versato. Una volta si piangeva, adesso non si piange più, si fa polemica, tutti si scatenano. Tra 10 giorni la montata lattea sarà ridotta, di conseguenza tutti torneranno a lavorare, tutti avranno in testa che esiste il problema. Ma mi dite chi risolve questo problema? Io vorrei sapere, datemi un nome e un cognome che risolva il problema, perché se no questa trasmissione non serve a niente.
ci parliamo addosso, ci accaloriamo, ci possiamo anche scambiare le scuse, ma che colpa hanno i sindaci adesso se i loro predecessori 10, 20, 30, 40 anni fa hanno lastricato dove c'erano campi e la terra assorbiva l'acqua e quindi l'inondazione era quantomeno rallentata nel tempo e queste cose non sarebbero successe. Adesso ci sono autostrade, ci sono strade, ci sono piazze, ci sono case, quindi l'acqua deve sfogare da qualche parte, allora viene incanalata in qualche maniera e si pretende che i canali possano scolare, ma quei canali sono stati calcolati, sono stati costruiti con altri criteri e quindi oggi è tardi dire che perché quello lì aveva meno acqua di questo. Un canalino di secondo o di terzo livello che anche se apro la chiusa dopo 10 minuti è pieno e noi siamo appunto a capo e abbiamo fatto un altro disastro, no? Ecco, perché questo bisogna spiegarlo alla gente, ma alla gente che ha la casa allagata non gli spieghi più niente. Alle persone che gli hanno dato il permesso di costruire e hanno costruito, poverette, in un posto sbagliato, no? E adesso cosa dicono? Allora, il sistema c'è e ci sono anche le figure competenti che possono spiegare come fare. Basta soltanto fare. Certo, ma non i progetti tipo Mose, perché l'ho già sentita e poi vedremo l'intervista. Parliamo di miliardi di euro, non servono. Domani mattina ci sono 2 o 3 provvedimenti di urgenza senza neanche interpellare il governo, no? Immediatamente provvedere e aggiustare. La volta scorsa sono stati rimborsati, adesso vado a memoria, 400 milioni mi pare, complessivamente dal governo, no? Ecco, questi 400 milioni, se fossero stati investiti per tempo in maniera diversa, oggi non eravamo così. Allora abbiamo aggiustato con 400 milioni un danno, non abbiamo risolto il problema. Allora o la politica si mette in quest'ordine di idee, se no quello che il politico che piange e promette non serve più, perché le inondazioni saranno sempre più frequenti. Io ho visto questa mattina mentre andavo a Roma la visione del Polo Nord, no? Dove sono i ghiacci perenni, sono stati ridotti all'80%. L'80% vuol dire che quell'acqua che stava lì ammonticchiata adesso si sta spargendo in tutto il pianeta e il clima sta cambiando, quindi non è prevedibile, cioè è matematicamente prevedibile che tra un anno, 2 anni, un mese, la prossima settimana succeda esattamente quello che è successo e forse anche peggio. Speriamo di no, anche perché poi le previsioni del tempo, l'ARPA ha detto che ci saranno 4 perturbazioni nei prossimi giorni, mi auguro che non siano di grande intensità. Allora, andiamo con ordine. Volevo intervenire, Assessore Feghi, volevo che sentivo... Sì, non vorrei però togliere... Io volevo anch'io fare una volevo fare una considerazione un po' che ha anche il sapore provocatorio. Allora, in Veneto dagli anni 70 in poi lo Stato nazionale ha, adesso chi più chi meno, portato 10 miliardi di euro per la salvaguardia di Venezia. E uno potrebbe dire cosa c'entra? Invece in realtà c'è un collegamento, perché il nostro sistema idraulico si basa innanzitutto sul fatto che va salvaguardata la laguna e quindi la deviazione artificiale, con tutta poi la rete degli scoli che in parte poi vanno in laguna, la deviazione artificiale di Brenta e Bacchiglione fuori. Questo per dire che 10 miliardi di euro per il Mose, per far sì sostanzialmente che l'acqua del mare venga fermata, quindi le maree vengano fermate, e che poi secondo me hanno una conseguenza diretta sul fatto che la proposta del professore viene spesso accantonata, secondo me non tanto per motivi economici, tanto perché poi la laguna ha dei suoi equilibri particolari. Ecco, fa sì che questa è la prima considerazione. Allora, la classe dirigente nazionale veneta, per salvaguardare Venezia, un'opera, una cosa unica al mondo, ha comunque investito 10 miliardi. Però, aspetti. Però, sì. Quindi la seconda considerazione è questa. Ci siamo però dimenticati del resto, dei fiumi che arrivano giù dalle prealpi. Seconda considerazione,
se noi guardiamo la storia, soprattutto per esempio anche la storia di tutto il sistema del Fratta-Gorzone, che fortunatamente non ha avuto conseguenze, vediamo che anche lì c'erano dei laghi, la bassa padovana era caratterizzata da un sistema tale che c'erano dei laghi, c'è stata appunto tutta la bonifica veneziana, c'è stato il disboscamento di una parte del Veronese, del Vicentino, e nel 1600 abbiamo rotte, allagamenti continui nonostante gli argini. Quindi voglio dire, quello che noi viviamo oggi è frutto non di 10 anni, di 20 anni, eccetera, ma è frutto di secoli. Il Veneto quindi nasce con questa dimensione, la Venezia e la laguna e tutto ciò che poi viene giù dalla montagna. Pensare di risolverlo nel giro di... Se poi ci mettiamo che negli ultimi 50 anni, 60 anni, c'è stata un'urbanizzazione diffusa, qualcuno oggi mi voleva far dire a tutti i costi cementificazione selvaggia, io la chiamo comunque urbanizzazione diffusa, che in ogni caso ha portato anche un benessere in questa regione. Voglio dire, non è che questi temi a un certo punto si riescono a gestire facilmente, per cui con pazienza, con calma, portando e cercando di mettere a posto le pedine, si riesce ad inquadrare da dove nascono le situazioni. Guarda, delle volte io credo che i politici parino molto, però il ragionamento che ha fatto il professor Manocase è chiaro. No, 400 milioni sono stati dati ai cittadini che hanno subito... Non tutti, una parte sono stati gestiti per sistemare quegli argini che comunque hanno, almeno in questa fase, retto. Bisogna anche cercare di dire le cose. Guardi, io non voglio assolutamente fare la parte della regione che si penserà, ma ci sono dei fatti che vanno detti, insomma. Anche Servazzano stesso lo ricordava prima, dei lavori sono stati fatti. Volevo terminare il concetto, dico, se quei soldi invece che darli ai cittadini giustamente che hanno subito i danni venivano investiti per spendere e sistemare il territorio, molto probabilmente lo Stato avrebbe guadagnato. In parte sono stati utilizzati, in parte sono stati utilizzati su quegli argini che fortunatamente hanno retto, perché altrimenti rischiamo di confondere le cose. Quegli argini che hanno retto con numeri più alti, perché il Bacchiglione a Bovolenta alle ore 12 di martedì aveva 7,94 rispetto al 7,89 del 3 novembre 2010. Quindi voglio dire, non è che in questi 3 anni i soldi che lo Stato centrale ha dato per l'emergenza del 2010 siano comunque stati del tutto inutili. È stato fatto anche qualcosa, ma voglio dire, non è che in 3 anni o in 4 anni o in 5 anni si risolvono problemi che hanno origini quasi secolari. È questo che voglio dire, non mi interessa a me difendere la regione, ma almeno riportare la discussione su dei binari. Io non trovavo d'accordo né il professor Casi né il professor Dal Paus. Scusi, portiamo la discussione sulla storia, no? Quello che lei racconta è tutta un'altra cosa. Allora, da un determinato momento, per ragioni economiche, eccetera, il territorio si è sviluppato, ma nessuno ha preso in considerazione il problema dell'acqua. E quindi si è continuato una urbanizzazione selvaggia che, per carità, ha fatto star bene la gente, e questa è la conseguenza. Ma nessuno ha pensato avanti. Allora, i politici fanno oggi e poi tanto a qualcuno erediterà queste cose, vedi il bilancio dello Stato italiano, è la stessa cosa. Ma poi, mi scusi, con le briciole del finanziamento che ha dato lo Stato l'altra volta, cosa si poteva fare? Mettere un po'. Io la porto davanti a casa mia, il bacino di Volta Barosso, e le faccio vedere come è messo l'argine. Non ha fatto niente, ma niente. Se c'è la piena, io davanti a casa ho un getto d'acqua così, che prima o dopo si allargherà perché una volta era piccolo, e sa dove scarica questo getto d'acqua? Nel tombino della fogna che viene portato via. Il giorno che quell'argine cede, io vengo a trovare lei e mi spiegherà come mai, cosa è stato fatto, con che cosa? 100 milioni di euro? Quanto gli hanno lasciato? 50 milioni? Cosa possono fare? Sono state previste le idrovore che non c'erano l'altra volta e che non ci sono neanche adesso. C'è un piano, mi faccia vedere un piano che vi siete riuniti tutti insieme e ha detto: guarda, per risolvere il problema non abbiamo ischei, però 1, 2, 3, 4 va fatto.
andiamo a cercare i soldi, Posso vediamo... finire il ragionamento che stavo facendo prima? Sì, Fossi certo. interrotta da sindaco. Prego, professore, terminiamo per il concetto e poi... Sì, vediamo come risolvere i problemi, dove trovare i soldi, ma i soldi si trovano. Certo. I soldi si trovano, ma scusate, io torno dal Ministero, ho preso il treno delle 3:30. Allora, il signor Mastro Pasqua andrà in pensione con 600... Quello che ha avuto tante cariche, insomma, tanto per ricordarlo chi non lo sa, insomma. Sì. 25, 2 un po' sua moglie anche. Con 600 milioni, perché ha accumulato talmente tante pensioni, io andrei da quello, come si usava una volta, c'erano delle gabbie, si attaccavano fuori delle mura della città e lo metterei alla berlina, come si diceva, no? Perché questi sono soldi per aggiustare i fiori, questi sono i soldi perché la gente non ha soldi per andare a mangiare, e questo aveva 70 incarichi incompatibili uno con l'altro. Perché cosa doveva fare? Aggiustare questo perché era legato a quello che poteva aggiustare quell'altro e poi quell'altro ancora, no? Ma com'è possibile che il Presidente del Consiglio lo ha anche ringraziato? Io avrei preso le sue buste paga e le avrei fatte pubblicare, perché se no siamo qui a discutere per niente. Lui ha ragione che qualcosa è stato fatto, ma non è sufficiente, e quando lo Stato non ha soldi vuol dire che li ha spesi da un'altra parte. Se il governo, se lo Stato tedesco funziona con la stessa quantità di tasse che raccoglie con noi, e sono molti di più gli abitanti, e vengono usati in una determinata maniera, no? E noi invece paghiamo più tasse e otteniamo meno, dobbiamo metterci insieme e trovare delle soluzioni, perché sennò è un pianto comune, Cioè non è che poi alla fine della serata, quando ci siamo discussi uno con l'altro chi ha torto, chi ha ragione, andiamo a casa e abbiamo risolto il problema. Ci siamo solo sfogati, certo. E la gente resta incazzata. È vero, resta arrabbiata. Vittorio, il ragionamento è vero, però sul ragionamento, e poi per guardare anche in prospettiva più avanti, davvero bisogna che vengano sistemate determinate cose. Prego Vittorio, poi Masiero, poi la pubblicità. Allora dicevo, sulla scorta di quello che abbiamo vissuto appunto 3 anni fa, che è stato una vera e propria tragedia, perché ha rotto un argine e di conseguenza milioni di metri cubi di acqua si sono riversati completamente sul nostro paese. Da allora è stata fatta una mappatura in Veneto per vedere dove dovevano essere fatti gli interventi per ripristinare la situazione, perché non solo ci sono i 50 anni di mancanza di manutenzione e di incuria, ma ogni qualvolta si verifica una piena ci sono ulteriori danni sugli argini, e quindi è stata fatta una mappatura, sono stati verificati i danni, gli interventi che dovevano essere fatti. Allora dobbiamo dire la verità, a livello di amministratori locali abbiamo fatto tantissime pressioni per riuscire a fare quegli interventi che mettessero in sicurezza un minimo il nostro territorio. Allora dal 2010 ad oggi, io parlo per il tratto arginale del Bacchiglione in corrispondenza di Casalserugo, sono stati fatti 4 interventi. Ne sono in previsione altri 2. Il problema cos'è? La burocrazia. Per fare un semplice intervento di consolidamento ci vuole come minimo 1 anno. Quindi la politica. Perché lo studio di fattibilità, perché poi c'è tutte le varie fasi di progettazione, perché poi la gara d'appalto, e quindi questo dilata i tempi. Adesso il problema di fondo che cos'è? Che lo Stato ti deve dare i soldi per risarcire o comunque per dare un minimo di contribuzione a chi ha avuto dei danni e a fare gli interventi poi sulle strutture arginali. L'altro problema è il patto di stabilità, per cui tu a distanza di 1, 2, 3 anni, ammesso che lo Stato ti abbia dato dei soldi in quel momento specifico, tu hai dei danni e non puoi spendere i soldi tuoi, di comune che magari puoi avere, o magari la provincia, ancora la regione, perché c'è il patto di stabilità. Allora noi dobbiamo fare qualcosa di concreto veramente adesso, giusto perché non si parli solo e non ci siano solo chiacchiere, ed è quello di battersi contro un patto di stabilità che è un cappio che non serve assolutamente a niente, che sta bloccando la nostra economia del territorio e che non permette di mettere in sicurezza il nostro territorio. Allora, che vengano tolti dal patto di stabilità e che quindi gli enti locali possano spendere per fare quelle opere che garantiscono la salvaguardia del territorio e le infrastrutture. E un'altra cosa, in Europa i soldi ci sono.
bisogna andarli a prendere e portarli proprio per la sistemazione del nostro territorio. È vero, perché tutti e gli dobbiamo altri ce li avere dei hanno. rappresentanti che siano in grado di farci avere questi soldi. Il fatto è che in Europa non facciamo squadra. No, Vittorino, mi scusi. E quello dice il professor Manno Casa e il professor Dal Paolo. Sono i politici quelli che devono fare questa cosa qui. Santo Dio, chi li fa? Sì, e i cittadini che li devono eleggere. No, Enoch, no, non lo deve fare il politico, non il politico sindaco, ma il politico da Roma. Non cioè l'amministratore, diciamo. Non l'amministratore Guarda, ci mancherebbe altro. se posso- Anche perché so che voi tre siete bravi sindaci, quindi... Ma finisce, non voglio portare via i No, sindaci. però do la parola a Masiera che non ha mai parlato. Quando che c'è il tempo, Scusa un volentieri. attimo, c'è da fare una vai premessa pure. prima che... Aspetta, Sì. Cioè, mi interessa vabbè. ascoltare. No, io finirei questo discorso perché quello di Masiera è abbastanza lungo. No, voleva intervenire su Fecchio solo su questo, non so se No, voleva il rispondere. ragionamento che volevo fare esattamente sull'intervento dell'assessore Fecchio, effettivamente il Veneto è una regione, come dire, la bassa padovana, il basso veneziano, è una regione che è sicuramente, come dire, colpita dagli eventi in funzione della grande rete idraulica che caratterizza un po' tutta la pianura padana. Però fare un riferimento alla storicità che ci sta lo trovo un po' fuori luogo per un semplice discorso. Il magistrato alle acque che sbagliava nella Repubblica Serenissima, il professor Dal Paus può confortarmi in questo, finiva alla loggia dei bandi, voglio dire, gli tagliavano il collo, e se effettivamente le responsabilità ci sono, devono andare in capo a qualcuno. È evidente che queste responsabilità vanno in capo alla classe dirigente e aggiungerei alla classe funzionariale, che è figlia per nomina della classe politica. E aggiungo solo, e poi magari approfondiamo il tema sulla questione del Brenta, lo sbarramento e tutto quello che ci va dietro, che cosa si può fare da subito. Mi sembrava che fosse sorto. Lo sentiamo dopo la pubblicità, Masiera, perché sentiamo prima Zaia cosa sta facendo dai bacini, insomma, e da lì possiamo iniziare un discorso, poi dentro la pubblicità della parola a Donà. Tra poco rimanete con noi.